Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Walt. Allora a parte che sono le 5:30, la partita inizia tra 3 ore e mezza. Siamo qua fuori, ci sta già un sacco di gente. Poi ovviamente vi porterò anche dentro. Niente, voglio. Mi sto cagando sotto. Manco da qui da 2 anni. L'ultima 2 l'ho vista all'Olimpico. Ma incrociamo le dita. Fuse Gamer arrestati pre-partita. Pensavano di essere una partita normale, invece arrestati. Incredibile. Allora io, ora 7:18 siamo entrati da... Che ci aspetta? Partita tosta. Ansia tanta, partita tosta. Speriamo bene. Che emozione ci sarà il pienone voglio. Ovviamente poi vi farò vedere tutto. Mamma mia. Forza Napoli voglio. Sempre. Sul terreno di gioco ci sono gli azzurri! Rosso nero, chi non salta rosso nero, chi non salta rosso nero,
troppi errori elementari. Si è giocato poco, Si è giocato poco. Noi praticamente tiro in porta, ma 2 occasioni ci abbiamo però avute. loro ci hanno ingabbiati proprio. Allora, Pioli ha preparato molto bene, secondo me sta mancando ancora oggi Zielinski. Zielinski manca tanto perché Lobotka e Fabian sono marcati non stretto, in più hanno i triangoli intorno, non puoi servirli, là serve Zielinski. Sì, serve Zielinski, troppi errori di costruzione, ci ingabbiano. Cioè, quante volte siamo tornati a Ospina? Tantissime volte. E Osimhen cade troppe volte. Osimhen, Io lo adoro, troppo debole. ma cade. Non riesce a tenere la pista, cioè, anche se lo raddoppiano, non ce la No, fa. più che altro quel fallo non te lo danno neanche se poi c'è, capito? Perché pensano che stimoli. Loro praticamente non hanno fatto poco e niente, cioè. Ma tutte e due. Sì, l'unica pecca, secondo me, i 2 cartellini, Rachmani e Koulibaly, là sotto. Koulibaly ci stava Rachmani, se io lo dai a Rachmani lo devi dare a Tonali, era Tonali quello prima. Sì, era Tonali là. Però È un vabbè, arbitrale molto. mamma vincere però. C'è poco da fare. Arbitro no. Sì, secondo me si giocherà sulle piccole cose questa partita. Potrebbe anche rimanere 0-0. Per quello che abbiamo visto, secondo me È la cosa più probabile. è giusto. Speriamo bene ragazzi. Speriamo. Facciamo le dispo. Ragazzi, eccoci qua. Credo che le ultime immagini che abbiate visto voi siano del primo tempo e dopo non ho registrato praticamente niente. Perché non ero nell'umore, perché non c'è stato niente da registrare. Cazzo, registravo il gol del Milan. Mi sono preso un po' di tempo a mangiare, tornare a casa tardissimo per dire quello che penso di questa partita. Vi devo dire la verità. Io sono deluso dal carattere. Sono deluso da questa fragilità che abbiamo evidente. Sono deluso da tutte le promesse, da tutte la voglia, la convinzione che avevo visto negli occhi dei ragazzi la settimana scorsa contro la Lazio. Sono deluso da tante cose, non mi aspettavo niente di quello che è successo. Mai avrei pensato saremmo andati a perdere. Detto ciò però vorrei prima analizzare alcuni comportamenti dei tifosi, alcune reazioni eccetera. Io ho visto reazioni di chi diceva complimenti al Milan, lo scudettore è vostro con l'Inter, la gente che fischiava Insigne e tante altre cose. Io prima cosa non sono per il fischiare i giocatori. Mai, a meno che non ci sia proprio una voglia di perdere, che sembra che vogliano perdere. Per quanto riguarda il capitano, ha fatto una partita orripilante, da 4,5 secondo me, ma fischiarlo in quel modo non ci sta. E per quanto riguarda il fatto dello scudetto, del Milan, dell'Inter, io credo che se avessimo vinto oggi non avremmo vinto lo scudetto, credo che il Milan vincendo oggi non abbia vinto lo scudetto e non credo che il Napoli oggi perdendo sia fuori dalla lotta per lo scudetto. Credo che il Napoli abbia fatto vedere ancora la sua fragilità, ma vi sembrerà un ragionamento a pazzi, io preferisco così che un pareggio all'ultimo minuto che ci fa illudere che il Napoli sia una squadra che non è. Noi siamo una squadra fragile, siamo una squadra che dobbiamo stare sempre sul pezzo se non ci stiamo, perché le belle parole in conferenza stampa non servono un cazzo se poi declinate in questo modo, giocando una merda. Per quanto mi riguarda non è chiuso niente, certo ora sarà tutto più difficile, ma non è chiuso assolutamente niente, con 10 partite che mancano alla fine.
Detto ciò, parliamo un po' della partita. Ho deciso di dare voti. Oggi darò i voti a tutti, per farvi capire quello che penso della partita. Ospina gli do 6. Per me sul gol di Giroud non poteva fare tanto di più, poi non me lo sono rivisto il gol di Giroud, non me lo voglio rivedere. Ospina gli do 6, senza infamia e senza lode. Koulibaly 5, Rachmani 5,5. Koulibaly ha sbagliato veramente troppo oggi. Oggi ha sbagliato veramente troppo, sui contrasti non arrivavamo in tempo. Male, 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 male. Per quanto riguarda Mario Rui, gli do 6,5. Ha retto veramente bene, secondo me, dei titolari il migliore. Per quello che ho visto io ha retto veramente, veramente bene. Oggi non potevo chiedere di più da Mario Rui. Calmo, si vedeva rispetto a tutti gli altri, era molto più distaccato. Mi è piaciuto Marietto. Di Lorenzo gli do 5,5, perché ha sbagliato anche lui molto 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 in fase di appoggio, cross, ha sbagliato tanto Di Lorenzo, quindi a sufficienza non gliela posso dare. E poi si è fatto saltare 1000 volte Leao, anche se non era facile. Lobotka gli do 6 più, perché secondo me ci ha provato insieme a Mario Rui e insieme a un altro che vi dirò dopo. Ma anche lui si perde con il passare della partita e certe cose non sono, come si dice, non sono perdonabili. Ora passiamo a Fabian e Insigne, perché gli do lo stesso voto a tutte e due. 4,5. 4,5 perché Fabian oggi veramente non faceva uno stop, la palla quella là arrivata alta, non la stoppi. Ho visto cose, ho visto errori veramente banali, ho visto palle alla cieca, ho visto veramente la parte di Fabiano, oggi è una vergogna. Insigne oggi era spesatissimo, non sapeva che fine dovesse fare. Zielinski 4, Zielinski peggiore in campo, per quanto mi riguarda era quello che doveva fare la differenza là in mezzo, era quello che ci poteva dare quel qualcosa in più. 4. Per quanto riguarda davanti, do 6,5 a Politano, per me il migliore insieme a Mario Rui, perché ci ha provato, quindi chapeau, dei titolari è il migliore. Chapeau. A Osimhen gli do 5 più, giusto perché sono molto severo con Osimhen, perché ha fatto alla fine una buona partita, ha fatto salire la squadra e tutto, ma io sono molto severo, io mi aspetto veramente tanto da Victor. Si era preso anche un rigore, perché per me quello là è rigore. Quello sul Milan il contatto c'è, ma Koulibaly non può disintegrarsi, quindi c'è da vedere, ma a me non me ne frega un cazzo, non ne voglio neanche parlare del rigore, perché è un qualcosa di secondario oggi. E così va in 5,5 pure, perché comunque si è impegnato, era l'unico che faceva salire la squadra, però ragazzi ha sbagliato pure un gol là in mezzo all'area da solo, non puoi tirare centrale, no. No, 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 no. E ora passiamo alle riserve. 7 un ass, migliore in campo, senza ombra di dubbio. Entra, cambia la partita. 5 Mertens, perché non ne azzecca una quando è entrato, mi dispiace Ciro, ma è così. Senza voto Elmas, inesistente. Senza voto Anghissà, ha avuto pochissimi minuti. Ragazzi, io sono demoralizzato dopo questa partita, però vi dico anche una cosa. Nulla è perduto, siamo a 4 punti e mancano 10 giornate, con la testa, ora con la testa. Ripeto, meglio aver perso che aver beccato magari un pareggio all'ultimo minuto che ci faceva illudere, perché poi andavi a Verona e perdevi, conoscendo i ragazzi. Ora, se vuoi avere una speranza di continuare il campionato, devi cambiare testa, e per cambiare testa devi prendere la trambata, e spero l'abbiano presa bene. Detto ciò, continuiamo a sostenerli, ma mamma mia, mamma che batosta, mamma mia. Detto ciò, voglio fare anche, prima cosa, i complimenti alle Leao, che per me è un fuori classe, troppo forte, troppo forte. Ma complimenti a Pioli, perché oggi Pioli a Spalletti se l'è messo in tasca. Pioli oggi ha capito come bloccare il nostro centrocampo, ci ha messo in tasca, poco da dire. Infatti l'unico momento in cui il Napoli ha giocato sono i primi 10 minuti, che non avevano ancora preso le misure. Io stavo in tribuna Posillipo, vedevo esattamente come erano disposti i giocatori in campo, e ce n'era uno
circondato da 3 a triangolo intorno a lui, Lobotka e Fabiani, che non ci facevano giocare, ci hanno bloccato il gioco e lì è finita la partita. Detto ciò, potete sapere che cosa ne pensate nei commenti, io sono veramente demoralizzato. E niente, bello.